Buonasera a lei Franco e a tutti i radioascoltatori di Zona Radioattiva. Buonasera. Sono Muzio Filippo Vincenzo Francesco Saverio Clementi della Muzio Filippo Vincenzo Francesco Saverio Clementi Casse da morto e servizi funebri. Sì, allora. Dunque la contatto per chiederle il contributo della redazione di questa trasmissione alla fase selettiva del nuovo concorso che noi della Muzio Filippo Vincenzo Francesco Saverio Clementi Casse da morto e servizi funebri stiamo indicendo. La figura professionale che la nostra ditta cerca è quella di autore di epitafi. In parole povere, come lei Franco sicuramente sa, per epitaffio si intende un'iscrizione funebre che sta sopra il sepolcro, il cui scopo è onorare al meglio e ricordare al meglio il defunto. Noi, fino a qualche giorno fa, avevamo il nostro autore di epitafi, che però è venuto a mancare improvvisamente, e mi sono quindi io dovuto cimentare con la scrittura dell'epitaffio. Infatti sulla sua lapide ho fatto incidere queste parole. Sentiamo almeno perché. Qui giace Armando Protosi, nostra penna illustre che tragicamente un giorno ci ha lasciato le penne. Capito, quindi e quindi ho capito Franco, il senso. come puoi immaginare, io immagino benissimo. cerchiamo uno degli autori che riescano ad elaborare testi epigrafici sulla falsa riga di quelli scritti dal nostro caro Armando. Ve ne leggo alcuni. Sentiamo. Pensate che ha scritto anche sulla tomba di Napoleone e l'epitaffio recitava così: qui giace Napoleone, non tutto, Bonaparte. E quindi Armando Protosi riusciva con le sue parole a descrivere in breve anche quello che i defunti sono stati in vita. Per esempio, questo epitaffio era sulla tomba di un dentista e diceva: questa è l'ultima cavità che ho riempito. A volte riusciva ad alludere anche al perché della morte, per esempio, sposo esemplare, buon padre, scadente elettricista in casa. Oppure un altro recitava così: all'estinto costò caro l'estintore. E ancora sentite questo: qui giace il maresciallo Pecca, giovane pistolero, era rapido sul grilletto ma lento a scansarsi. E infine sulla tomba di un povero suicida fece incidere: nella mia vita ho sbagliato tutto tranne il colpo di pistola. Ma è macabro. Dunque Franco, ci aggiorniamo presto. Conto sulla vostra collaborazione sull'esito di questo concorso. Un saluto a lei e a tutti gli amici di Zona Radioattiva da Muzio Filippo Vincenzo Francesco Saverio Clementi della Muzio Filippo Vincenzo Francesco Saverio Clementi Casse da morto e servizi funebri. Zona Radioattiva, irriverente per scelta.